Se noi guardiamo le infrastrutture, se noi guardiamo le opere, se noi guardiamo i numeri, insomma, tra la parte del Veneto orientale e il Veneto occidentale ci sono sostanziali differenze. La provincia in Veneto ad avere il PIL più alto e quindi avere anche delle realtà economico, agricole, industriali che siano, ma anche in termini proprio di capacità di attrarre investimenti, turismo, infrastrutture, che non ha avuto quella prontezza di attenzione e quindi di risposte in termini concreti da parte della Regione Veneto, lasciando al palo tante partite strategiche purtroppo, mentre in altre parti della nostra regione hanno beneficiato di sostanziali contributi che hanno permesso di fare investimenti importanti. Sicuramente un luogo comune, nel senso che, vi spiego, sul territorio girando ma anche parlando con tanti amministratori locali, perché fare rete è essenziale. Se tu conosci i problemi del territorio e parli con gli amministratori, riesci a portare in consiglio, a portare in regione, a portare a Venezia le problematiche di un territorio. Io credo che per Verona in queste amministrazioni, nelle ultime amministrazioni Zaia, sia stato fatto un lavoro importante, sia stato fatto un lavoro tangibile e che sarà tangibile anche nel prossimo periodo sul territorio. Grazie alla visione e all'impegno del presidente Zaia, Verona sarà sede olimpica con la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e di apertura dei Giochi Paraolimpici, avrà gli occhi del mondo su di sé.